e noi adesso ci dedichiamo a raccontare la Marina Militare come facciamo ogni lunedì da tanti punti di vista. Questa settimana parliamo di Arsenale Militare. Ho qui con me, accanto a me, il capitano di corvetta in servizio presso la direzione Arsenale, Gaetano Appeso. Ben trovato, buongiorno. Buongiorno anche agli ascoltatori. Dicevo, l'Arsenale rappresenta un pezzo di storia di Taranto. Insomma, chi conosce la città in qualche modo con l'Arsenale o chi ha vissuto la città in qualche modo con l'Arsenale ha avuto a che fare. Che cosa ci possiamo portare appunto della storia dell'Arsenale? Quale eredità ha? E perché è così importante anche per la storia della città? Quando a fine Ottocento la Regia Marina decise di costruire una base navale a Taranto, fondamentalmente per avere il controllo sul Mediterraneo, Taranto era confinata all'interno dell'isola, nei confini naturali dell'isola. È stata proprio la costruzione dello stabilimento militare, dell'Arsenale, che in qualche modo ha favorito il boom demografico della città di Taranto, che in pochi anni è passata da 14.000 abitanti a 70.000, richiamando proprio manodopera dalle regioni vicine, per cui anche la città di Taranto in qualche modo è cresciuta grazie al suo stabilimento. È cresciuta e si è creata una vera e propria categoria, potremmo dire, quella degli arsenalotti, perché sono chiamati così, insomma, e sono identificati in questo modo. Allora, l'arsenalotto in qualche modo è una qualifica che un tempo distingueva la media borghesia dai restanti cittadini. Arsenalotti sono tutti gli operai tecnici, gli amministrativi dell'arsenale e hanno in qualche modo contribuito a implementare quello che era il tessuto sociale della Taranto di fine Ottocento e inizio Novecento. Se pensiamo all'Arsenale di oggi e vogliamo raccontarlo magari soprattutto ai giovanissimi che non è detto che conoscano appunto questa realtà, che cosa si fa nell'Arsenale di Taranto? L'Arsenale intanto nasce come una grande realtà di fine Ottocento. Un tempo entravano materie prime e uscivano navi da guerra, si costruivano le navi. Oggi l'Arsenale ha cambiato configurazione, si è adeguato un po' ai tempi moderni. Non viene più effettuata la costruzione navale, ma soltanto la manutenzione della flotta di stanza a Taranto e della flotta delle marine alleate. Le navi entrano, noi abbiamo dei bacini di carenamento sia galleggianti che in muratura, entrano i lavori, queste unità navali nei bacini vengono messe a secco e in pochi mesi vengono effettuate le manutenzioni sia periodiche che la risoluzione delle avarie accidentali. Quindi è un grande stabilimento che si occupa proprio della manutenzione navale, proprio perché in qualche modo l'Arsenale di Taranto ha intessuto questo rapporto speciale con la sua città, è custode della storia di quest'ultima ed è anche il motivo per il quale alcuni anni fa è stata fondata la Mostra Storica Arsenale, che è una grande sala, un piccolo, grande sala ma piccolo museo, con due differenti aree tematiche. Cimeli storici e quindi tutte quelle che sono le apparecchiature legate agli eventi del passato, e archeologia industriale, che nell'area archeologia industriale vengono conservate ed esposte le macchine e le apparecchiature utilizzate tra la fine 800 e inizi 900 nelle vecchie officine dell'Arsenale. Adesso invece facciamo un focus sulla mostra storica che c'è all'interno dell'Arsenale con Carmine Orlando, amico di Cittadella alla radio, tante volte ci siamo sentiti telefonicamente. Lui è in servizio presso la mostra storica appunto dell'Arsenale e ci può raccontare anche dei riconoscimenti e di quanto si sta facendo per rendere sempre più appetibile la mostra. Sì, buongiorno Marina e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella. Partiamo proprio da questo argomento, ovvero i riconoscimenti della mostra storica. La mostra storica naturalmente che nasce come luogo di memoria degli arsenalotti e del lavoro fatto proprio dagli operai dell'Arsenale nel corso di 130 anni di storia dell'Arsenale, ma naturalmente nel tempo è diventata anche una porta che racconta la città di Taranto e il rapporto dell'Arsenale appunto con la città. Riconoscimenti, quest'anno abbiamo avuto la sorpresa perché non ce l'aspettavamo
aspettavamo di avere questo riconoscimento importante da TripAdvisor, ovvero il Traveler's Choice, un premio sulla qualità del nostro servizio attraverso proprio le recensioni che fanno i nostri visitatori sul sito di TripAdvisor. Quindi il numero e la qualità di questi giudizi hanno fatto sì che potessimo avere questo bollino di eccellenza. A Taranto non l'hanno avuto in molti, però l'ha avuto il Martà, l'ha avuto il Castello Aragonese, che sono realtà importantissime nel nostro territorio, e averla avuto pure noi ha significato tanto per noi. Certo, è un grande riconoscimento. E tra l'altro li hai citati, Museo Castello Aragonese, i più visitati a Taranto. Subito dopo però al terzo posto c'è la mostra storica dell'Arsenale. Una bella responsabilità, significa anche che il messaggio ormai arriva, e non solo i tarantini ma soprattutto chi viene da fuori e vuole conoscere la città lo fa anche attraverso questa visita. Sì, e ci sorprende sempre ogni anno che è di crescita. Negli ultimi anni siamo cresciuti davvero tanto, e l'estate sappiamo che lavoriamo molto con i turisti, non solo italiani ma anche stranieri. Quest'anno tra luglio e agosto abbiamo avuto un numero di visite davvero incredibile che ci ha sorpreso, e naturalmente ci ha reso felici, perché naturalmente non solo la gente viene a visitare l'Arsenale, la nostra mostra, dove raccontiamo appunto della storia, di questo intreccio di storia tra la città, la Marina Militare e il suo arsenale, ma è anche un modo per dare un'opportunità anche alla nostra città di entrare nella rete turistica della città di Taranto. Certo, assolutamente. Quali cimeli ci troviamo dentro? Ci sono delle cose proprio particolari? Sì, allora noi lavoriamo molto su alcuni cimeli unici al mondo, come la ruota a caviglia è un pezzo di ciò che rimane della nave Colombo. Noi abbiamo avuto fino a sabato l'Amerigo Vespucci. La Cristoforo Colombo era un veliero che era la sorella dell'Amerigo Vespucci, che purtroppo è andata perduta nel corso degli anni, non per colpa degli italiani, però ci sono questi cimeli con cui raccontiamo appunto la sorella perduta dell'Amerigo Vespucci. Oppure noi lavoriamo molto con dei modellini che sono stati fatti proprio in Arsenale negli anni 50, e permettimi di parlare di Nave Puglia, che è stata la prima nave costruita in Arsenale, quindi è stato il momento di passaggio tra la Taranto rurale, la Taranto del povero borgo di pescatori, alla Taranto industriale, un momento di passaggio fondamentale. Nave Puglia è visitabile ancora oggi al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Non lo sapevo. Vedi quante cose si scoprono a fare questo lavoro e ad ascoltare e intervistare. Se dovessi consigliare ad un ragazzo di venire alla mostra, da dove partiresti? Perché dovrebbe venirci? Allora, dovrebbe venirci innanzitutto per conoscere la storia della propria città, una parte della storia della propria città, perché l'Arsenale racconta appunto gli ultimi 130 anni della storia della città di Taranto. Quindi conoscere la propria città, perché solo attraverso questo riconoscimento delle bellezze della città di Taranto nascono tante cose: il rispetto per la propria città, la volontà di fare anche qualcosa per la propria città.